Buonasera a tutti, benvenuti a questo terzo appuntamento con Un Foggiano a Napoli, 50 anni di canzoni. Mi voglio sognare questa sera di chiamare una persona che voi non conoscete. A voi Nino Delli! Come direbbero nei grandi teatri americani. Come andiamo? Stai in forma stasera, nel modo come hai presentato. Volevo fare una presentazione particolare, visto che ne abbiamo. Adesso faremo ogni puntata. Faremo una cosa diversa. Certo. Allora, Vabbè. Nino, Allora, come avevamo annunciato sì. nella precedente puntata, questa sera è una serata particolare. Sì, sì. Perché cosa ci fai vedere? Ho voluto preparare un po' di filmati, frammenti di Mario Merola che abbiamo attraversato durante il periodo che stavamo insieme. Sappiamo che già Mario Merola ci ha lasciato da un paio di anni qualcosa e dunque spettacoli all'aperto e più matrimoni. Quindi vorrei far vedere un po' di Mario Sono Merola. inediti. Sono Vogliamo inediti. precisare questa cosa qui, Sì. che sono dei filmati inediti. Inediti che ho io a casa, tua però cineteca. non sono tutti, si intende, se no dove andiamo Ci a volevano finire? 36 puntate. Sì, facciamo un pezzettino per parte, va. Li Allora, diamo? Nino, sì, Li noi facciamo dobbiamo vedere? gustare. Adesso noi ci sediamo. Sì. Anzi voglio mandare un saluto alla moglie e alla famiglia di Mario Merola. Con la speranza che siano in ascolto. Sì, stanno in ascolto perché Allora, sanno un saluto tutto. alla famiglia Merola. La signora Rosa. Certo, Sì, facciamo un applauso chiaramente. Francesco Merola, il rappresentante. Certo, mi sembra l'impresario Sasà, che tu conosci. Sasà. Allora Per- noi ci sediamo e ci gustiamo questa prima parte. Nino, Sì. prego. Vado. E ci gustiamo questa prima parte di un inedito praticamente di Mario Merola. Vedetelo perché non lo voglio commentare. A voi Mario Merola in un inedito. Adesso mi è venuto a trovare un mio amico che è anche un distributore di dischi e a noi ci serve, diciamo la verità. Ci serve perché non diciamo no, non ci serve, ci serve perché poi la Puglia, tutta la Puglia che io ce l'ho nel cuore, figurati. In Puglia ci amano molto. Gente di Andro stanno qua, figurati. È vero. Voglio bene tanto, quindi questo è un grande distributore da piccolo e ha espresso il desiderio di cantare in piazzetta con me. È un mio amico, tanti anni, permette che lo faccio cantare. E ne dovete. È Nino Delli. Come stai Nino? Sto benissimo. Nino Delli è un mio vecchio amico. Quanti anni sono passati? Sono passati molti anni, 40 anni diciamo. 40 anni. Abbiamo fatto pure due Quando venivo a festival Napoli, mi dice, insieme, i dischi. Tu hai partecipato a un festival di Napoli? Sì. Mi ricordo, io mi ricordo qui. Mi ricordo Quando bene. ci hanno fatto fuori dal festival, quell'anno, il lo fest- diciamo anche fa. Ecco. L'ultima sera ci hanno fatto fuori. È un farietto, un farietto. Nino, È un onore stare con te. Stai sempre a Foggia. Sempre a Foggia. A Foggia. Io stiamo con mio figlio perché si è fatto Parli grandicello. là. Sì, si è fatto grandicello e c'ha pure lui la distribuzione insieme a me, partecipiamo. fate- Io con Merola ho venduto di dischi, ne parlammo. Dillo. Di Stereo 8 anche 33 giri e ora tutti i CD in commercio che ci stanno, che sono almeno 30-40 volumi di merda. Nino, che io voi ti ho chiamato per la nostra amicizia, la nostra vecchia amicizia, la nostra e vecchia mi deve amicizia. dare un pezzo. Poi lascia stare la distribuzione, io te l'ho Perché? detto così, però tu fai questo da tanti anni. Sì, E so che Mario Mero lo vendi sempre. sempre. E Ma vabbè, sempre. se non vedo Mario Meri devo vendere. Ti ringrazio. Nino Delli, E poi grande c'ho una amico stima mio. per te. Grande amico mio, tu Grazie. un bacio lo porti a Foggia. Lo porto a Foggia. A tutti i compagni miei. Ti ricordo la vecchia qua. galleria, il flagello. Il flagello, io ti ho portato un filmato molto bello del flagella, dove hai fatto il zappatore e lì c'è il commento mio e tuo che sentirai. E poi quella sera c'erano un sacco di pellicce, no, gente solo popolare. Un grande pubblico. Un grande pubblico, diciamolo pure. Molto. E poi
dovrai rivivere quel giorno che è troppo bello. Che poi Signori, il vostro amico Nino Telli. è stata una cosa Alla molto Puglia, un bella. applauso. Grazie Mario. Come fai a sentire? Di Cidancella Puglia. Di Cidancella Puglia. Nino Telli. La stanno cantando tutti, la canto pure io stasera. E tu la canti bene perché ho sentito la prova. Ah. Decidi in cielo Puglia. Nino Telli, vai. Grazie. Cidancella sta compagna vostra che ha perduto su mia fantasia che pensa sempre che tutta la vita mia io non ci volesse dire ma non ci sa a voglia bene assai, decide in cielo che non mi scordo mai, è una passione più forte una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa campare. Dici in cielo che la rose maggia che assai più bella è una giornata sola che a bocca soia più fresca del fiore io già volesse sentire che innamorata di me. A voglia bene assai, decide un cielo che non mi scorda mai, è una passione più forte una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa Suona gentina, sospira mia cara amata, te cerca come all'aria, te voglio Bello, pulito, dignitoso. Dicesti Me una l'hai volta fatto, me l'hai a fatto. Bari, dicesti una volta a Bari, Che dicete lì? hai cantato vero, Hai cantato bene. ah così. Bravo, bravo, bravo. L'hai fatto pulito, Stava Francesco, dignitoso, bello. stava la signora, stavano i figli, tutti quanti. Signor Nino Telli, amico mio da Un 45 saluto a anni. Maglione, va, il tuo compare. Maglione, io poi 8 anni di saluto là. A Maglione mi fa piacere che ti saluto a Maglione.
Nino Telli, grande distributore di dischi in tutta la Puglia, grande amico mio e amico dei napoletani. Ancora un applauso a Nino Telli. Grazie Mario, grazie. T'hanno visto in tutta Europa. Lo so. E dammi un bacio a Foggia. Grazie. Agli amici miei. E Piazzetta Merola, auguri per la tua trasmissione. Ciao. Non ne farò parlare Nino Telli. anche sul stampa. Vai, Nino Telli, vai. Signori, vedo una cosa bellissima. Un altro si chiama Marciapiede. O figlio dello Zappatore. O figlio dello Zappatore. Sì, sono tutte canzoni belle. Vabbè, qualcuno che dirà che non è più fresco come oltre come voce, vuoi dire. Ebbene, nel canto non è che posso vivere 1000 anni, mi sta bene che dicano come attore, perché come attore li posso mettere in fila, no, a tutti quanti, e di imparare di camminare in palcoscenici, non di recitare, perché a recitare non sa recitare nessuno. Quindi li posso mettere in fila. Poi come canto andai a scuola 20 anni e si devono imparare di cantare. È giusto, è quello che penso pure io. Cioè, non devono vedere Mario Merola, dice fa l'attore Mario Merola e basta. No, Mario Merola canta sempre in crescente e ascesa. Fanno le cose giuste come l'ho fatto io, come stasera a Foggia, anzi io ti ringrazio di questa bella tua televisione, che so che tu sei il conduttore di questa Telefoggia che io stimo tanto, questo Foggia. Speriamo di non andare in Serie C, mi raccomando, combattete sempre perché voi dovete andare in Serie A, non dovete stare in Serie B. Questo faccio un augurio perché Foggia per il Napoli, perché per me Foggia rappresenta la Puglia, insomma, ringrazio di questa tua intervista che mi stai facendo, quindi è un piacere per me. Volevo dire che quando fanno le cose belle, le cose giuste, quando portano una messa in scena che costa 50 milioni come l'ho portato io, e allora si può discutere di sceneggiate. Anzitutto questa la mia non è una sceneggiata. È un teatro. Questo è un teatro di prosa, questa è commedia con musica, ci sono 38 musiche scritte dal maestro Alfiere, c'è una Gloria Christian, una Pamela Paris, insomma sono attori bravissime, attrici che noi conosciamo. E quindi, solo Merola si è fregiato è una dei cosa migliori bellissima. attori. Poi come stasera c'è un pubblico bellissimo a Foggia. Io ho detto che bisogna fare 2 giorni a Flagella, perché c'è un pubblico che sta sentendo tutti, applauda ai punti giusti. Io Foggia l'ho sempre ritenuto una grossa piazza per il teatro napoletano. Mi ricordo che anticamente si diceva chi passa per Foggia può andare in tutto il mondo. È così, io veramente stasera trovo un pubblico eccezionale, ci sono anche qualche visone in sala, qualche pelliccia, e questo a me A riguardo questo volevo fa dire molto piacere. la distinzione dei prezzi, perché Mario Merola è l'unico cantante napoletano che non trascina solo i popolari, diciamo il pubblico popolare, ma ha un'altra elite. Scusa Nino, se io ti rubo sempre il microfono in gergo calcistico di passarmi un po' la palla, perché tu giochi sulle fasce laterali, sto un po' al centro, quindi poi in zona in zona Cesarina ti rubo il microfono. Ma quando si fanno le cose belle e si spendono tanti soldi per una compagnia e per una sceneggiata, il pubblico lo capisce. Il pubblico stasera tu andrai fuori a intervistarla e farai un bel servizio. Che ne dite Mario Merola? Vi è piaciuto lo spettacolo? Non so, io penso che diranno tutto bene, sai perché? Perché qui i soldi si vedono che sono spesi, non è a scena che la carta, non è cosa. E noi l'abbiamo visto a Blitz pure. Già. E quindi sono cose che il pubblico capisce, ecco quella 1000-2000 in più, perché penso di valere qualche 1000 in più agli altri. Insomma. Ma oltre non a disprezzando gli altri, se fanno cose bene mi fa sempre piacere. Benissimo. E oltre che a valere, dicevo, Mario Merola c'è anche un pubblico fine, diciamo un pubblico Ma non è che molto voglio fine. abbandonare il mio pubblico di ultrapopolare, lo voglio in questo teatro, però viene qua, paga il biglietto e sta a 2 piedi in una scarpa. Io questo dicevo alla mia collega Gloria Cristiana, hai visto Foggia come ha risposto bene, che pubblico eccezionale, c'è anche quello popolare, però sta bene, calma, tranquilla, quindi questo voglio io, non voglio scene di esterismo, se sta gente che strilla, fa no, voglio il pubblico popolare che si sente proprio a casa chiudendo gli occhi con la fantasia, insomma, a me fa piacere. C'è un pubblico mischiato, però che viene, sta tranquillo e dice oh, che bello spettacolo ho visto. Ha ragione lui, i soldi si sono spesi, però abbiamo visto un bello spettacolo. Ecco. Pazza sempre a chi lo scellerata, a chi l'anima senza Dio. La roba che ci mi spazzandata, visto che ho fatto davanti un grande avvocato, all'ultimo ci sconosce. Ci sconosce ma non fa sapere agli amici suoi che è figlio di Zappatore.
E tu pensi ancora, ti strui ancora due occhi lacrime, pensi. Ma fa conto che è morti, avrei come stesso buono. Tu parla così perché sei opato. Portami a Mario Francini. Portami a Mario Francini. Mario. E tu porta, Maddalena, va a Napoli e tu porta a casa strusciando la lingua per terra. Padre, pigliate il momento. Ma sta chiudendo. E che ci vuole una vricilla e si scatena a cieli a terra. La mamma cerca la figlia e tengo due e ci ho portato. Tu porta a casa, Maddalena, a parole Francisco Zappano. Senza cercare a me sapere e tipo e camera morta a giurare da morte e sotto la sud che musica fatevi portare stasera a mezza sto a manale a balla un contadino zappatore. Che scorno, che scorno. No, signor avvocato, sentite a me, non commettete scuole. Io poco fa, signora, ci zappate, e zappando ancora, notte e giorno. E sono 2 anni, 2 avvocati, che non scrivono mica a casa mia. Oh, signorina, se metti scuole, pure io mi metti scuole, no signorina, ci sono, e dillo a sta gente che hai sotto un parente, che non ti può musica, musica, è bello l'alberino, io mo vi cerchi scusa a tutto qua, si appalla e chiaglia di la casa mia.
la scorda, ma ti chiama ancora gioia, marittina, gli ha ravogliata di indosciarla dice sì, ma torna ancora, di mamma sua. Se ne ne appiglia allora, tu mi sospiri. Gesù, e di là sta gente, vai sotto il parente che non ti può cacciare. Io sono nata, sono nata. Si zappa terra che è stato valore, a denocchia dal masero stipato. Qualche volta mi invitano pure a mangiare pure a me, mi dicono che cucini molto bene, però io non ci mai inviterò te e tanti amici sempre che a stanno a Bella Vista, Foggia. stai di casa, Fammi sì. dare un saluto a Nocera, mio caro amico Cosimo. Che ti è venuto sempre a trovare qui. Stasera non lo vedo, comunque attraverso questa bella Telefoggia mando un bacio a Cosimo, alla sua famiglia e ai suoi figli. E viva il Foggia, vi raccomando, salvatevi, come il Napoli poi. Ci hanno salvato. Non sono squadre che possono andare sia in Serie C che in Serie B, ci dobbiamo salvare. Senti Mario, l'ultima cosa. Adesso si parla dei giovani. Tu a Domenica In dicesti di Nino D'Angelo, sarà il mio erede, ma sarà il tuo erede o l'hai detto una sola volta? Perché i giornali, una volta che l'hai detto, lo dicono continuatamente. Lo dice sia l'artista, lo dicono i giornali. Io mi ricordo benissimo. Per una parola che no, l'ha detto così. Io mi ricordo benissimo quando Pippo Baudo mi chiese questa cosa, chi sarà il tuo erede? Cioè, gli eredi sono i miei figli, guarda, te lo dico. Ho speso una buona parola perché in quel periodo scriveva delle belle canzoni, come sento dire che non lo sta scrivendo più delle belle canzoni. Quindi ho detto Nino D'Angelo perché andava bene Nino D'Angelo, ma io voglio bene a tutto quanto, capisci? Quindi no, i miei eredi poi sono i miei figli. Se si tratta di lasciare uno scettro a chi mi deve seguire per la canzone napoletana, non è ancora nato il toro che mi ucciderà. Sì, è vero questo. Qualche mero non è nato ancora. Quando nascerà
mi scappello e dirò brava, sei bravissimo. Ma non basta solo cantare, no, tu fai l'artista come me, per tanti anni ci conosciamo, non basta, basta saper camminare in palcoscenico, basta interpretare. Basta avere un cuore, un'anima come ce l'hai diceva tu. una grossa attrice, artista del passato, che io l'ho incontrata su quell'immenso e favoloso e bellissimo palcoscenico dell'Accademia di Musica di Brooklyn, la Ria Rosa, diceva, Ria Rosa, sì. la canzone va interpretata, non cantata. A cantare cantano tutte quante. Uno si alza la mattina e dice io canto, fa un 43, un 45, io canto, no. Se no Merola non si può emozionare quanto canta. In questo momento mi sento anch'io emozionato perché è vero, canto anch'io e bisogna interpretare le canzoni. Poi dopo 20 anni che il pubblico ti dice sì, io penso che è una realtà che tu hai dato, questa mia spontaneità, questa genuinità, questa cosa, se no il pubblico a un certo punto ti gira la faccia e dice ma cosa vuole questo? Invece no, ogni anno mi rinnovo sempre, faccio sempre delle belle cose. Merola, ti faccio una confidenza. Chiamami Mario. Ti faccio una confidenza. Chiamami Mario. Mario, va buono. Io dico che anche fra 30 anni, Speriamo. il pubblico verrà a vedere Mario Merola con un mese invecchiato, anche se non canta più, sarà il padre. Ma il discorso cantare, uno può cantare un anno, 2 anni, 4 anni, 5 anni, è chiaro che rimane. Ma se sarai sulle scene anche fra 30 anni la gente ti viene sempre a vedere, perché solo Merola tra i cantanti napoletani oggi, dopo Sergio Bruni, sarebbe il personaggio della canzone, perché personaggio è un fatto e cantante è un'altra cosa. Insomma, Merola ha immolato la canzone napoletana. E Merola, non so cosa dirti più, io mi ricordo Merola di Cinta Appuntamento, Merola di tante altre belle melodie. Innamorate te, Chitarra Rossa, Rossa, stasera si che ti aspetta a maggio. E fu il primo festival Tu stasera si Pusil, il secondo, poi Cinta Catena, gelosia. E sono bei ricordi che noi non è che dobbiamo proprio dimenticare questi ricordi, ma ce ne saranno ancora dei ricordi ancora da ricordare. Ecco perché cantante melodico, attore, re della sceneggiata, re del teatro adesso. Diciamo anche direzione artistica e regia della mia compagnia. Posso dire che l'ultimo film Giuramento è stata una mia direzione artistica, insomma. Sì, è stato molto bello. Il regista a Brescia ha operato la macchina, ma a farli intonare e recitare sono stato io. Niente mi fai, marita, sfugge via. Ci stanno più cucini che aprite a mano. Mi fai campare un palmo di paura. Meglio la pugnalata sotto mare, che punterà la mattina sera, che punterà la mattina sera. Paradiso e poche tempo si plena e calamita. Tu sia morte, tu sia vita, amore, amore. Ti voglio bene e tutti a tempo stesso, e poi ti fa morire a fatturarsi, ma poi maronna mia, se io ve lo posso ver a
piaceres. Amore, 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 paradiso e fuoco eterno, si può bene a la vita. Tu sia morte, tu sia vita, amore, amore. Tu sia morte, tu sia vita, amore, amore. Grazie, grazie. Nino, vieni Io vengo, dai tuoi telespettatori. io vengo, non è che non vengo. Dimmi, che vogliamo fare adesso? Vogliamo mandarci, anzi, senti, facciamo una cosa. Ci presentiamo l'ospite della settimana, Sì. che è un ospite fisso, semifisso, fisso. Fisso, Allora, però... Vogliamo dire anche un particolare, vabbè, lo diciamo in presenza dell'ospite. Sì. A voi, vieni microfonato, Nino Di Canio. Attenzione, che dovrà venire ancora la seconda parte di Mario Merola. Sì, sì, questo è chiaro. Adesso Per gli spettatori che... sì, state comunque attenti, a parte che adesso si parla di un altro genere, Sì, un genere però- giovanile, però comunque rammentiamo che ci sarà la seconda parte ed ultima, se non Di erro, Mario di Mario Merola. Merola, inedita sempre. Buonasera Nino, Buonasera. Ciao. tutto a posto? Sì, sì. Questo è il terzo appuntamento, vieni al centro Nino. Ok. Come va? Fuori? Stai avendo dei responsi per quanto riguarda... Abbastanza, non mi posso lamentare. Quindi ti hanno visto, ti Sì, conoscono, sì, sì. vabbè sono così, sensazioni che hai già provato prima. Sì, sì. Quindi, ascolta, Nino si è... Sì, sto facendo vedere... Vogliamo dire un particolare che la CD. prossima settimana, praticamente dopo le feste, l'8 gennaio se non è, Sì, l'8 gennaio di giovedì. ci sarà anche il produttore di Sì, Nino Ruggero- Di Canio, Ruggero che è Di Benedetto. che ci deve anticipare per quanto riguarda delle serate sulla zona di Lucera, se non erro, comunque nella Va provincia. bene, nella provincia di E Foggia. ci darà delle novità e poi ci delizierà con un monologo suo. Sì, Non voglio anticipare niente, anche perché sinceramente ho sentito qualcosa, però voglio tenerlo in serbo per dopo le feste, anche perché non è potuto venire il maestro Ruggero Benedetto L'aspettiamo. per motivi personali di lavoro comunque. Tu l'aspettiamo. saluti il tuo produttore. Come al solito, saluto Ruggero Benedetto. No, pure perché senza Ruggero Di Benedetto non si canta. Se ti allunghi ancora, Di Benedetto faceva arrivare l'aereo e stava qua. Ah, ecco. Allora, Nino Di Canio ci fa ascoltare due brani in serie. A Brioche e Curate Napoli. A Brioche E come Curate. titola? Uno, Curate Napoli che è dedicata a A Brioche e chi è dedicato? Alle donne, va. Nino, fai sempre il malizioso tu. Nino Di Canio, A Brioche e Curate Napoli. Grazie. Vai, vai. Nenne, non sta al sombrero, mangi la brioche e campo 100 anni. Tutti sera al pub, gelato e panna cotta, straccia dell'alcol che si va sempre via notte. E quando torna a casa, con me di un coppo di ette, mi dice non è cosa e mi fa cento di spieghette. E che ci posso fare? Tu scusa la ballata, non può fare l'amore ma con me non ne ha pazienza. Io sono un terremoto, ti spoglio 100 volte, finché tu sai brioche qualche momento tagliamo mangiare. Tutte sere a cena io mi faccio trascinare, carne pizzagnola, pesce fresco non amo. Ti porterà tutto quello che vuoi tu, se non mi dai a cosa, brioche non mi rompo più. Media penetrasi, mi dice non è cosa che fatica per un mase. All'alba una sorpresa, ti faccia a zuppa inglese, ti strappa sta camisa e poi ti veste questi vasi. Io sono terremoto,
volte, finché tu sta brioche, poi cremolata tagliata, mangiata. Con questa commedia non ci faccio a recitare, ti voglio appassionato, cuore e fa sembraccia a me. Se tu non tira voglia, a me sta voglia mi fa briagare, se ancora mi va bene, sta brioche da mia mangiata. Io ti porterò tutto che la capo tu, se non mi dai sta cosa, brioche non darò che io. Con questa commedia non ci faccio a recitare, ti voglio appassionato, cuore e fa sembraccia a me. Se voglia, a me sta voglia mi fa briagare, che ancora mi va bene, sta brioche da mia mangiata. Stelle stasera sta cantando non repura stiera. Curate Napoli e Pulla Cenella, Mare Chiara e poi Marcellina, sta sorridendo e Santa Lucia e pure Pusilla che possa andare. Curate Napoli e Pulla Cenella, sto paese che faccio suonare, tutto il mondo è fatto cantare i più belli canzoni, ci fatti sentire. Non vi scordate Napoli, sciartinere che canzone, non vi pigliate camera, più voi canta pure. Se la gente sente Napoli la piglia non spaventa, ma io tengo rindo cuore e perciò canto per te. Luccate viva Napoli e cantate insieme a me, sta bella tarannella che stasera non lascio re. Tornate tutta a Napoli e mettiamo a ballare, dici da Pulla Cenella che stasera sono re. A ballare. Sciatata Napoli e sti canzone, i che sono pure stiera, sono capace che venga a Napoli, piglia e canzone mi metto a cantare. Sciatata Napoli e sti canzone, sul tuo morto santa cantare, si scedono vecchie poete, puttane, non tieni più re. Non vi scordate Napoli, sciartinere e canzone, non vi pigliate camera, tu puoi cantare pure. Se la gente sente Napoli la piglia non spaventa, ma io tengo rindo cuore e perciò canto per te. Luccate viva Napoli e cantate insieme a me, sta bella tarannella che stasera non lascio te. Tornate tutta a Napoli e mettiamo a ballare, dici da Pulla Cenella che stasera sono. Grazie. Nino,
Sì, tu come stai? Che bella tarantella. Sì, sì, vabbè, ma l'ha fatto Ruggero Di Benedetto. Beh, Carciofla, tarantella, fa tutto lui. Carciofla, la canzone. No, pensavo. Eppure allegra così. Ah, quindi è un'altra canzone con lo stesso... Ho notato che usa molto il doppio senso. Sì, sì. Giro di Benedetto. Sì. O A mouse, brioche. a brioche, a carciofo. Sattatina, no? Allora, Nino, vuoi fare gli auguri di Natale? Perché noi Sì, ci gli auguri di approssimiamo Natale a adesso- a tutte le persone che ci seguono da casa, le persone anche lontane dalla loro casa, a tutte le persone in studio, anche buon anno, a Vanessa buon anno, e Felicia. che hanno partecipato Anche in a modo voi, Nino coreografico Delli alle e tue Michele. canzoni. Auguri, io ti faccio gli auguri. Faccio gli auguri a tutta la tua famiglia Auguri. Ciao, ci e vediamo. ci vediamo dopo le feste. Non Ok. crescere più perché sennò fai sfigurare a Nino Delli. No, no, sei tu che mi fai sfigurare. No, che se lui ragazzo... cresce fa sfigurare te. se cresce. Michele, Scherziamo. master, saluto. E se ne va. Ok, che bella salute ci ha fatto Nino Di Cane. Ciao, ragazzi. Applauso, Nino Di Cane. Allora cosa vogliamo fare adesso? Ricordati che il cioccolatino non me l'hai dato. Te lo darò fino alla fine, se ti comporti bene te lo darò. Ok. fino Nino, alla dobbiamo fare un po' di saluti, vero? Sì, sì. C'hai Tu l'elenco? comincia un po' tu, i saluti. Vabbè, io saluto comunque anche coloro che ci danno la possibilità di stare qui. Gli sponsor, menziono Frasca Rocco per quanto riguarda i suoi prodotti. Se gentilmente il nostro Enzo Mazzaro ce le inquadra, è disponibile i panifici Frasca Rocco sono disponibili per catering, pranzi mattina e sera, tutti i tipi di cesti natalizi variegati sia gastronomici che per quanto riguarda taralli e tutto il resto. Poi saluto gli altri sponsor, le Edil Battiante di Antonio Battiante che fa una prova d'ascolto, Edil Battiante. sì. Mi ha detto tutte le persone che si presentano alla ferramenta di Edil Battiante, Sì. per quanto riguarda il settore ferramenta, se si presentano a nome di Nino Delli e Michele Giorgio, lui su tutto il materiale in loco C'è lo effettua sconto. il 10%. Benissimo. Però devono entrare, prova di ascolto. Vengo a nome di Nino Delli, vengo a nome Vabbè. di Michele Giorgio. E se vado io a nome mio, che c'è il 20%. Ti fa il 20% Vabbè, di sconto. Salutiamo ok. Antonio Battiante. Ciao, Antonio, e tutta la sua ciao, famiglia, ciao. Carmine, il papà Carmine che è un cultore che tu conosci, Sì, Carmine sì. Battiante. Poi vabbè. saluto gli altri sponsor, Carmelina 13 con pellicceria e pelletteria. E mando un saluto a Raffaele, c'è che ti trovo. Sì, sicuramente. Allora, per quanto riguarda Dauni a gomme di Roberto Massaro, poi ci sta il nostro Ruggero Di Benedetto di Centro Gomme, via della Transumanza numero 6. E chi so scorda? E chi se lo scorda più? Ma non Allora solo per senti, dimmi. fammi passare quattro cose. Hanno telefonato all'altra puntata scorsa da Pescara, Rosaria, è una donna, Bastone, E mi ha telefonato pure a me da Volturino. da Volturino, il tassista che conosci tu, abbassa poco se no poi... Quando era bello con l'occhiale. Da Milano Alessandro, c'è un Alessandro da Milano. Da Milano. Da Torino Michela di Radio Antenna 1 e tutti gli ascoltatori. È chiaro. E quando le dico. Poi c'è anche Zippari Rosario da Torino. Zippari, grande amico, non ne parliamo. No, parlammo. No, sì, ne parliamo. Francuccio si fa chiamare a Vicchiarella e sta a Milano. Certo. Antonio Russo sta a Modena, Antonio Russo. Mauro e Filomena da Filomena Foggia. da Foggia. Pasquale Tonti e tutta la Pasquale famiglia. Tonti, voi Pasquale Tonti. Sì. E tutta la famiglia Tartaglia voglio esternare il mio dolore per la morte di Alfredo, che è stato il mio impresario Me a l'avevi Torino. ricordato, un impresario di Torino che Sì, è venuto a Alfredo, mancare qualche giorno fa. Carissimo Alfredo. Beh, io ho finito con il Io mio mi grande associo amico a questi Alfredo. saluti di Nino Delli e volevo fare un particolare saluto alla signora Rosa di Lucera, che è un'anziana insieme alla signora Yolanda della settimana scorsa, che è la suocera di un carissimo amico mio, Marcello, che saluto. Poi vogliamo proseguire Continuare con la seconda con parte di Mario Merola. Mario Sì, Merola Mario. inedito. Mario Merola. Noi ce lo gustiamo in Sì. poltrona. Mario Sì. Merola per tutti voi, da un foggiano a Napoli, da Nino Delli, da Michele Giorgio.
perché riccioli che me mi sento male, in grande passione, e non ti cure me, si amano male. Discassate 1972. Passione della vita, sono sta gelosia, volete suono, non lasci a vedere. Io ti chiamo quando tu mi vedi, io vado a casa e non ti trovo più a me. Cantando queste parole sono un braccio di tua amore che freva si ma sono innamorato di te e come posso dire sto bene con me
Edilbattiante effettua ristrutturazione di appartamenti, facciate, lavori di coibentazione, muratura in genere, pitturazione con ottime rifiniture. Edilbattiante anche ferramenta e in più noleggia piattaforme aeree di tutte le misure. Se gli aeroporti ormai non ti fanno volare, non aspettare, da Edilbattiante devi andare. E a Foggia, in via Suor Maria Crostarosa, numero 5. E non dimenticare che con Edilbattiante toccherai il cielo con un dito. Carmelina 13, pellicceria pelletteria, un nome da oltre 40 anni, testimonial dei tuoi sogni di donna. Carmelina 13 è in Corso Giannone 170, numero telefonico 0881 61 16 84. Carmelina 13. Centro Gomme di Benedetto, esclusivista Michelin, Kepler, Pirelli, Goodyear, Dunlop, Continental ed altro. Sconti dal 50 al 60% e il lavoro chiaramente ve lo regaliamo noi. Ogni mese tantissime promozioni e una vasta scelta di gomme usate. Inoltre qui potrai trovare lavaggio per auto, furgoni, piccolo trasporto, autocar, mezzi industriali ed agricoltura. Centro Gomme di Benedetto, via della Transumanza numero 6, Trinitapoli. Un secolo di tradizioni racchiuse in un solo nome. Panifici Frasca Rocco di Michele e Vito Frasca, panettieri per eccellenza. I panifici Frasca Rocco effettuano servizio catering, piatti caldi mattina e sera. Sui taralli? Beh, siamo i migliori. Se no, facciamo una cosa, lo chiediamo a lui. I panifici Frasca Rocco sono presenti a Foggia, in via dei Carbonari Dauni 10 e in via Leofanto 91. Frasca Rocco, una garanzia. Ma sono due innamorati. Nino Nanni, forza, forza! Bravo! Faccio un contratto, ma perché? Pianendo con sti parole, parole di verità, amore mio, caffè ma si può bere, ma sono innamorata di te, dico, volevo concludere, visto questa bella orchestra, volevo concludere facendovi una parte.
Come bella montagna stanotte, bella così, non l'ho già vista mai. Una nave una signora sta soltanto e questa luna come la montagna stanotte, quella così non l'ha già vista mai. È tutto d'oro, e il sole perché il vostro compaesano. Ti voglio a te, voglio a te. Io sto chiamando nada vado a vedere. Grazie all'organizzazione del mio amico Nino Delli, grazie. Grazie Mario, ancora un applauso da parte vostra. Via. Veramente è il più grande artista napoletano, Diceva poco fa 36 anni di canzoni e ancora sulla cresta dell'onda. Allora, Sì, Nino, abbiamo che visto uno dei tanti matrimoni che ho fatto con Mario Merola. quindi ne abbiamo preso uno Sì. a caso. Lui mi ha fatto cantare Tu cani cagni, che non era canzone che avevo in repertorio, ho improvvisato pure io. Ma comunque te la sei saputa vedere. Ma così all'improvviso. Ci sono adesso ci sono delle Delle fotografie foto da mandare, mandare in onda. Voglio far vedere. Ah, ecco. Allora qui stai con Mario Merola a Piazzetta Merola. Piazzetta Merola, Anno sì.
diciamo 2 anni fa. 2 anni fa. Qui in una cena serale che abbiamo finito di fare a Pescara. Infatti tu stai di spalle lì, vedi? Ah, ecco, sì, sì. di lato a destra. E Un'altra situazione, adesso stai proprio di faccia. Di faccia, sì. Adesso Mario Merola sta girato e tu stai di faccia, prima era al contrario. Sì. Dove si trovava questa cena? A Dove Pescara. a Pescara. Ah, che abbiamo anche un'altra Sì, foto sì, qui un'altra sulla foto gigantografia. Ecco. Ah, eccola la foto. Pescara 1970. 70. Volessi sapere che aveva in testa quel personaggio di a fianco a te Mario Merola? Magari un pazzo Sfrenato di canzoni napoletane. Sì. Era proprio malato perché si vedeva dal viso Sì, proprio. sì. Tu avevate appena finito di cantare lì, o no? Sì, e dovevamo poi pranzare. Questo è Torino, se non erro, vero? No, qui è Napoli, la Madonna del Umberto Rosario. Billi e Mario La Merola. Madonna del Rosario. Qui in Napoli che hanno un muore, queste sono delle manifestazioni di piedi grotta in piazza, ecco Nino Delli, là Mario Merola sta su dall'altra parte. Questa è la seconda serata del festival, ci sono le 2 canzoni di Mario Merola che lui ha fatto più forte me. Sì, Sì. Con Manucium. Questi sono i giornali che uscivano del festival di Napoli. Sì. Infatti Radio Corriere TV riesco a vedere lì. Sì. Questo è il figlio di Mario Francesco Merola. a casa di Merola. A casa chiaramente. di Mario Merola, sì, Francesco Infatti c'è un Merola. quadro dietro che lo raffigura. Questa è la moglie di Mario Merola, Rosina. Rosa, e poi c'è l'impresario Sasà, quella E questo è lui. è la veranda di casa sua, questo è lui quando ha fatto il film Tup Mariscià. Ah, ecco. Questo è il Qui è il salone di matrimonio, Merola. sì, salone di Merola, però è importante, vedi là a destra è Massimo Ranieri. Ah, ecco, si vede Quando meglio si è adesso. Massimo sposato- Ranieri al quando matrimonio si è di Mario sposato. Merola con Rosa. Sì, la sì, signora è un Rosa. ragazzino Mario. Infatti. Questo è Cossasà, chiaramente. Questo è l'impresario di Mario Merola. Qui stai E qui davanti c'è alla un quadro al molto quadro. bello che Bello, sì. regalarono a Mario Merola. Questo è il salone. Dove si scorge anche il Mario Merola zappatore. Sì, il zappatore, la Sì, statuetta. piccolo, sì. Ma quello è il mantello di Mario Merola. Ah, ecco, Qua quello lì che usava in scena, Giù, praticamente. sì, che usava con la sciarpa. Questa Questo è un un'altra foto quadro bella. di Lo Mario raffigura, Merola. lo raffigura più o meno negli ultimi Sì, anni sì, Merola sì. qui. Questo è con Marisa Laurito. Marisa Laurito che fece. Dovrebbe essere l'Hotel La Sorrisa, se non erro lì, o no? Sì, però lui interpretava il zappatore. Certo. Questo è un quadro che sta a che casa abbiamo sua, che dissero il principe Mario La famiglia Merola. Merola. Sì, questi sono alcuni benemeriti di Mario Merola attraverso le premiazioni. Che Benissimo. bella storia. Ce n'è tanto materiale, però non possiamo fare. Senti, io devo dire una cosa importante. Io non so se hai notato, prima di andare con il proseguo delle tue canzoni, non hai notato che c'è nel mio DNA Merola? sì, È lo una so. precisazione che io non ho fatto nelle altre puntate. Di tutto ciò e di questo DNA che scorre nelle mie vene praticamente, devo dire grazie a una persona molto importante. Tuo padre te l'ha trasmesso. Mi hai anticipato. Sì, ce l'avevo Ringrazio capito. mio papà, Lino Giorgio, che è colui che mi ha mandato il DNA di Merola, il DNA dei grandi e grossi personaggi della canzone napoletana, tra cui c'è anche Rino Delli, e lo ringrazio pubblicamente a Sirene Spianate. Ma è tuo padre, se non ero sul video? Sì, ah, eccolo, lo vediamo in video. Beh, poi che si trova, io un altro aneddoto dico. Di Lino Giorgio. Di Lino Giorgio, di tuo padre. Tuo padre mi fece arrivare a Torino una 30 anni fa. Lui viveva a Torino, io l'ho menzionato anche nel mio libro che uscirà fra poco. E lui era impiegato alle poste, tuo padre. Poi è andato in pensione, adesso fa il Vabbè, pensionato. quando stava lì si è interessato di me e mi ha fatto fare delle serate a Torino, ricordo al Bristol. Al Bristol, sì. E niente, poi c'è rimasta questa amicizia, anzi devo dire agli ascoltatori, visto che mi trovo e dovevamo raccontare la mia storia, Certo. Nino Delli per i primi anni ha fatto gli autostop fino a Bari. E Lino Giorgio ha fatto a l'autista, Catania. Lino Delli. No, Lino Giorgio andava per conto di commercio per il padre e mi dava il passaggio a Bari. Vedi Mi dava il che passaggio a Bari e lì piazzavamo i dischi
i miei primi dischi. Io lo ringrazio sempre. Nino perché Giorgio sta- lo fa ringrazio parte- pubblicamente, però si sta emozionando. Mio papà Fa poi parte non della dico mia tempo. storia, non perché stasera è scivolata la questione, però dovevo sempre parlare di lui. Certo, vabbè. Grazie, È Nino, menzionato. grazie. Grazie. Allora, Beh. andiamo in video, se Sì, non erro, sì. con il brano di Nino Delli. Sì, Lacrime napoletane. Tratto dal Teatro Tenda, che lì ho tenuto un concerto con il maestro Mastro Pasqua e con i miei propri orchestrali. Qui è dal vivo e vedremo tanti filmati dei concerti in seguito. Maestro, questa sera ti abbiamo fatto suonare poco. Lo faremo la prossima puntata. ma ti faccio suonare adesso Ah. con Lacrime napoletane. Ah, ecco. La no, tromba, video. il maestro è la tromba d'oro del sud, ma da Roma in giù. Allora, No, perché- mandiamo il video Lacrime napoletane, Sì. canzone più intonata per il Intonata periodo. per il periodo di Natale, Lacrime Ci napoletane. rivediamo subito dopo in studio. Sì. Lacrime napoletane, Nino Delli. Mia cara madre, stava trasì Natale e a sta lontana più ma sapeva mai come vorrei all'umma due tre bianca come vorrei sentire un sanguinare ai ninna miei facito lo presepio e a tavolo mettito piatto mio facito quando la sera da vicino come se mi sa fuori stessa pure e ce ne costa lacrime sta America a noi napolitani a noi che ci chiamiamo come amare sto padre. Mia cara madre, che sono i denaro? Poi chi si chiama patria non so niente, ma tengo qualche dollaro e ma va, ma non sono stata mai tanta paziente, ma sono tutte notte a casa mia. E di creature bene senta voce che a cui non sono come Maria quei spadambiette non so figlio a noi napolitani, a noi che ci chiamiamo come amare sto padre.
avete scritto a Sudorete Chiama. Chi l'ha lasciata sta lontana ancora, che faccia dire, figliona, ma facita la tornare che la signora, io non torno, ma ne resto fuori, e resta a faticare tutto quanto. Io caccio per questa patria, casi onore, io so farne macello, so emigrare, e ce ne costa questa America, a noi Napolitano, a noi che ci chiamiamo come amare sto Bentornati in studio. Sì, Nino, bella ci questa voleva, interpretazione. Sì, Lacrime napoletane, Sì. fatta e cantata praticamente nel al 1996, Teatro Tenda. 10 anni fa, Teatro Tenda, Di San San Giuseppe. Giuseppe Artigiano, sì. Bella interpretazione. Sì. E poi il maestro Io Rinaldo Mastro Pasqua. Con questa canzone do gli auguri Certo. a tutti i telespettatori. Stavo dicendo il maestro Rinaldo Mastro Pasqua, superbo. Quando Superbo. ho portato degli elementi, questo è il mio gruppo, questo è il mio gruppo che funziona ancora. Tuttora, quindi tuttora Nino Delli è funziona disponibile. ancora. Con il suo gruppo. E così erano le mie serate, così che farò vedere questi filmati, che ne sono 30-40 pezzi, e farò vedere come cantavo. Allora, Nino, Così io cantava Nino Delli, è importante. non così cantava Nino Delli, no, non voglio sbagliare. Allora, ci ascoltiamo adesso un brano mio che mi ha dato la possibilità il 30 di aprile del 2005 di partecipare a un programma delle reti Mediaset che Sì. tu molto gentilmente mi hai registrato anche in quell'occasione, ti ringrazio. Che lo vedremo. Infatti c'è la ripresa video, grazie a te. Mi ha visto vincitore del programma La Corrida, condotto da Gerry Scotti nel 2005, il 30 di aprile, con il brano Io te vorria vasà. Su questo brano voglio salutare un caro amico, collega, Mimmo da Lucera. Sì. E poi ti volevo suggerire di ascoltarti questa bella Io te vorria vasà insieme a tutti voi telespettatori. La risento Telefoggia. di nuovo. Ce la riascoltiamo. A voi Io te vorria vasà. Sì. Ah, che bell'aria fresca che adora la farosa e tu dormi stai con passi farone rosa e io solo a poca questo giardino sponta o vento passa e passa sto riccioli l'anfarò io te vorrei passare io te vorrei passare ma ancora non mi dice di scendere e di scendere io mi vorrei addormire io mi vorrei addormire vicino c'è due non rapuri
Michele, mi hai deliziato e poi è un onore per noi foggiani che hai rappresentato Foggia. Tu hai calcato anche quei palchi lì importanti, Sì. quindi Mo, fammi tu sei parlare stato di abituato. te. Dimmi. Stato qui. Mo io ti devo dare un cioccolato per quello che hai fatto. Va buono? Grazie. Beh. Vi suggerisco di vedere una cosa. Il cioccolato di Rino De. Si è andato a finire anche Ecco, sì, tu mi hai fatto io non so aspettare. manco perché tu l'hai tenuto in mano il cioccolatino. Sì, si è squagliato. Invece io te ne do uno. Allora, È il bello della diretta. Vedi- Nino, quello che ti do Nicole io. ci sta aspettando. Sì, dai. ma quello che ti do io, vedi com'è duro? Sì. Questo è un cuore Grazie, per te. grazie. Allora, è bello perché sono tutte cose fatte spontaneamente. Sì. Allora, noi con questo brano che viene adesso, che sembra in video, si tratta di un brano di... Pure di Natale, di diciamo, Natale, sì, intonato Zambugnare- o Zambugnare innamorata. Innamorata. In quella fattispecie stavi anno? E stavo a Telefoggia nel 1980. Quindi è un Sì. filmato fatto anche a Sì. Telefoggia. Su Come questo brano- persona, come audio, e il disco l'avevo fatto nel 65. Voglio fare subito perché se no mi macchio anch'io. Ok. Vai Nicola, vai, saluta Su tutti questo quanti. brano salutiamo e tutti buon i telespettatori. Natale. Buon Natale, Buon Nino, anno. pubblicamente. Buon anno, non spara i bot. Mi raccomando, ancora vi fate male. Un saluto e un augurio a tutti, al direttore marketing, direttori amministrativi e della testata giornalistica. Saluto Enzo Mazzaro e Danilo Longo, chiedo scusa, la lettera sbagliata. Poi saluto la regia Nicola Castaldi, Antonio Di Canio, collaboratore alla trasmissione, e un arrivederci all'8 gennaio, se non sbaglio, sì. con il quarto appuntamento con un foggiano a Napoli, 50 anni di canzoni. sì. Nino Delli, ci vediamo l'8 gennaio. Ciao Michele. Di nuovo auguri. Ciao di nuovo. Ciao. O Zambognare innamorata. Ciao. Bella figliolina Zambugnare, che a Napoli non era stata ancora, come chiagni vannanta lo pagliare, quando l'assai l'annamorata fuori, e a mezzanotte in coppa n'udraina, per Napoli parente travellina, ullero, buono e sincero, da Lupa e San Napoli arrivai, ci camminava con mano stonata. E succedette che una bella sera, chietta su una casa e una signora, tappeto luce e pavimento a cera, ricchezza mai non vista fino allora, ma se incandai più assai di sti ricchezze, per l'occhio la signora e per li trezzi. Ullero, fu in un mistero, quando niente per fare signora in mano, zitta sentette di viene di mare. Una casarella miezza di montagna, un focolare con cippe pigne, a neve sciocca e una figliola chiagna, chissà sto liette sposa si s'incigna,
pa strada solitaria da Berlino, non stava assando mai, che non traina. Ullero, cagna pensiero, sta sotto al balcone a